Tant'è che insieme abbiamo convocato tutti Il semaforo verde è scattato poco prima di mezzanotte e la Giunta Crocetta ha dato il via libera al documento contabile dopo che la scorsa settimana aveva varato il bilancio previsionale 2016. La manovra è stata approvata all'unanimità, si è affrettato a fare sapere il Presidente della Regione, per il quale sono importanti i provvedimenti proposti dal Governo e riguardano larghe fasce della popolazione siciliana. Dai tagli ai burocrati regionali e agli amministratori dei comuni, passando dal contenimento dei costi per i forestali agli enti regionali. Dentro pure le norme per favorire la stabilizzazione dei precari nei comuni, misure di contrasto alla povertà, l'ecotassa e l'annunciata tassa sugli aerei. Una finanziaria di riequilibrio dei conti, ma che tutela fortemente i ceti deboli, ha evidenziato ancora Crocetta. Il governo con la manovra ha anche avviato un giro di vite sull'attività sindacale alla Regione, riducendo il numero dei permessi con una delibera approvata e confermando nella finanziaria il taglio del salario accessorio. Difficile l'accordo sui temi più caldi, il taglio delle liquidazioni dei regionali, del salario dei dirigenti e su tutto la diminuzione delle indennità di sindaci, assessori e consiglieri comunali, temi a dir poco sensibili in una giunta ormai tutta politica. Nel testo confermata la parte sui tributi e sui canoni. Ci sarà l'ecotassa sui rifiuti, la tassa sull'inquinamento acustico e l'incremento delle concessioni sui distributori di carburante. Confermate anche le tasse sull'acqua che in base ad una norma regionale dovevano essere diminuite nel 2016. Il governo dovrà inviare ora il testo della finanziaria all'Assemblea regionale siciliana perché parta l'iter di approvazione di tutta la manovra economica e si eviti così il ricorso all'esercizio provvisorio. Ma io preferisco oggi